Quarta corsa, una prova per 3 anni, vincitori da 5 a 26 mila euro nella carriera. Prova in cui è favorita da More Mail con il numero 4 Enrico Bellei in sediolo, l'alternativa Duck Jet con il numero 5 Carmine Piscuoglio, poi Drake e Roberto Vecchione con il numero 8, gli altri sopra il 10. 1 Diamante Trio Marco Stefani, 2 Danubio Tav VP dall'Annunziata, 3 Daiki Manuel Pistone, 4 D'Amore Mail Enrico Bellei, 5 Duck Jet Carmine Piscuoglio, 6 Dylan Chris Roberto Faticoni, in seconda fila 7 Diocleziano DVS Antonio Galluccio, 8 Drake Roberto Vecchione. Problemi per D'Amore Mail. Allora la macchina li lascia con Daiki velocissimo come di consueto, mentre sbagliano anche Danubio Tav e Diamante Trio. E così Daiki che riprende in mano per lasciar sfilare Duck Jet, mentre è rimasta al palo D'Amore Mail. Numero 1 Diamante Trio squalificato. Duck Jet che guida nei confronti di Daiki. Poi in terza posizione Drake, Dylan Chris in quarta, Diocleziano DVS che sbaglia in quinta. In vantaggio Duck Jet che rallenta il ritmo nei confronti di Daiki. Poi in terza posizione Drake, in quarta Dylan Chris, sono rimasti praticamente in 4 dopo 400 metri in 32. Duck Jet che porta a spasso la fila indiana dalla quale tende a spostarsi Drake dopo 600 metri in 46 e 2. Mail squalificato. Muove deciso ora Roberto Vecchione con Drake al largo. Duck Jet in controllo. Figlia di Igor Fonte interpretata da Carmine Piscuoglio che passa davanti alle tribune in chiara evidenza, 1-1 per la metà gara. Secondo sotto è sempre Daiki con di fuori Drake, poi Dylan Chris. Il chilometro di Duck Jet che viene passato in 1:15:7, a completamento del quale la leader si mantiene una lunghezza avanti a Drake che prova a perseverare all'esterno. Daiki sempre lungo lo steccato che precede Dylan Chris e Diocleziano DVS. 14:4 la retta di là, allunga Duck Jet che mette in difficoltà Daiki che è scavalcato da Drake, il quale scende in scia alla fuggitiva Duck Jet che a completare l'ultima curva 1,5 da gestire nei confronti di Drake. 14:4 anche per la piegata, Duck Jet in vantaggio, Drake che prova a tornare al largo ma Duck Jet sta controllando, Duck Jet che si isola facile da Drake, mentre per il terzo posto finisce bene Dylan Chris. 1:13:9 ragguaglio cronometrico, 28,5 a chiudere, 57,5 gli ultimi 8. Carmine Piscuoglio per il training di Michele Raimo e i colori di Franco Cammi. La vittoria della figlia di Igor Fonte e Tito Rea Jet in solido coast to coast. Nelle immagini riapprezziamo il facile assunto di Duck Jet, pollice in alto non solo per schiacciare il cronometro per Carmine Piscuoglio, Duck Jet, Michele Raimo, Franco Cammi, il successo nella quarta corsa dall'Arcoveggio.